Eccoci, pronti per una nuova puntata del nostro podcast, pronti per provare a rispondere alle vostre curiosità storiche. Cuffia, microfono e con me Davide Savelli con le vostre domande. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Puntata casalinga. Vado subito con la prima domanda di Andrea da Vicenza che scrive: ho una domanda domestica. Come si è evoluta la suddivisione delle stanze della casa come la conosciamo oggi? Bagno, camera da letto, soggiorno e cucina sono sempre esistite? Ah no, certo che no. Fra tutti questi è soltanto la cucina che è sempre esistita. Beh, parliamo chiaramente di chi ha delle case abbastanza significative con famiglia e dipendenti. I contadini per secoli hanno avuto un focolare sul pavimento di terra battuta della capanna e quindi spazio unico. Ma parlando di edifici di una qualche consistenza, sì, la cucina ci voleva e c'era, separata dal resto. Per il resto, l'uso degli spazi non era in passato quello che concepiamo noi. Direi che nel mondo antico la cosa più importante era la distinzione fra spazi pubblici, dove entravano anche gli estranei, dove ricevevi gli amici, e zone private, riservate alla famiglia. Non è una cosa che sia scomparsa del tutto, perché anche oggi quando vai in casa d'altri, in soggiorno ti accomodi tranquillamente. Prima di andare nella camera da letto dei padroni di casa, invece, è un po' diverso. In passato era molto forte questa cosa, specialmente in società come quella greca antica, ma anche quelle islamiche poi, per esempio, dove c'era anche il problema che non si volevano far vedere troppo le donne agli estranei. E quindi la parte più interna, più intima della casa era anche quella dove tendevano a stare le donne della famiglia, per l'appunto, no? Nel Medioevo si vede che emerge con chiarezza l'idea della camera da letto come cuore della casa. E a questo punto però non è più così necessariamente una zona privata come penseremmo. In effetti nel Medioevo e poi nei secoli moderni, nel 500, nel 600, nel 700 ancora, no? Non c'è più questa idea che il luogo dove si dorme deve essere uno spazio dove tendenzialmente gli estranei non vengono. Anzi, nell'età moderna è normale per una persona importante ricevere chi viene a trovarti al mattino a letto. Tu sei a letto, la tua camicia da letto, il tuo berretto da notte e lavori. Puoi anche lavorare ore, ricevere impiegati, discutere di affari a letto. E quanto alla notte, nella camera da letto dei padroni dormono tranquillamente anche i domestici, su un pagliericcio in un angolo, oppure appena fuori dalla porta, ma sempre lì pronti. Quindi da questo punto di vista non c'è nessuna intimità, o meglio, non ci sarebbe se non fosse per una cosa che oggi non esiste più e che invece era importantissima, e cioè le cortine del letto. Il letto che spesso era in una zona un po' incassata della stanza. Altre volte invece era proprio in mezzo alla stanza, appoggiato soltanto dalla parte della testiera, ma il letto aveva sempre le cortine. Quindi l'intimità in realtà c'era nel momento in cui tu tiravi le cortine del letto. Quando due si sposavano era normale che gli invitati al banchetto nuziale, poi dopo un banchetto nuziale in cui si sprecavano gli scherzi, le battute, le canzonacce e così via, e poi si diceva proprio mettere a letto gli sposi. Per cui tu li accompagnavi in camera da letto e poi li mettevi a letto. Dopodiché quelli tiravano le cortine, con la gente che continuava a rimanere probabilmente non troppo distante. Quindi anche la stanza da letto era concepita in modo, un po' diverso da come la concepiamo noi. Quanto al salotto, è una cosa recentissima, anche se la parola deriva da sala. L'idea di sala invece è antica. Anche le case dei popoli barbari, degli antichi germani, degli antichi vichinghi, la casa di un capo aveva al centro di tutto la grande sala dove si faceva di tutto, si banchettava, però soprattutto si banchettava e si beveva, no? Quella è la sala. Il salotto col divano, il salotto buono con i mobili, con l'esposizione delle cristallerie e così via, invece è una cosa relativamente recente. Quanto al bagno, il bagno come lo concepiamo noi, cioè un bel posto dove si può stare anche a lungo a coccolarsi, con la doccia, i sali da bagno, quello è una cosa recente. Però l'idea di un posticino con un sedile con un buco dove tu ti siedi a fare certe cose e poi quelle cose cadono addirittura all'esterno perché siamo su una specie di balconcino chiuso e quindi dal buco la roba cade direttamente nel vicolo, per esempio, no?
come nella novella di Boccaccio di Andreuccio da Perugia, che lì ci cade anche lui nel vicolo insieme con la roba che si sfonda il pavimento, ecco, vabbè. Oppure semplicemente, se non c'è il vicolo a disposizione, la seggiolina è cava e contiene un contenitore che poi la servitù si preoccuperà di svuotare, ecco, quello c'era. La stanza da bagno no, anche perché il bagno si faceva. Noi abbiamo immagini anche nelle miniature medievali di gente che si diverte a fare il bagno, nella bella stagione ovviamente, ecco, però lo si fa in tinozze portatili, quindi la tinozza, la vasca da bagno è un oggetto che piazzi dove vuoi, tanto devi riempirla portando l'acqua calda dal focolare a secchiate, insomma non è una cosa semplice come per noi. L'acqua corrente nelle case, negli appartamenti di città arriva fino a'800. Sarò antico, ma io per esempio nella campagna romagnola ho memoria da bambino di alcuni vicini di casa dei miei nonni che facevano il bagno nella tinozza con l'acqua portata nei secchi. Allora sei antico effettivamente, ma hai ancora visto il Medioevo. Paolo invece ha visitato un castello medievale ed ha qualche cosa da chiedere. Visitando il castello, la guida, giunti alla camera da letto, ci ha fatto notare che il letto era più corto di quelli moderni, giustificandolo con il fatto che non dormivano completamente sdraiati, ma parzialmente seduti, con la schiena appoggiata alla testiera, fondamentalmente per 2 motivi: favorire la digestione siccome mangiavano molto prima di coricarsi, e poiché non c'era riscaldamento, era comune ammalarsi, quindi questa posizione permetteva di gestire meglio un'eventuale tosse. Le chiedo quindi cosa ne pensa e più in generale se può dirmi qualcosa di come si dormisse nel Medioevo. Questi medievali che mangiavano molto prima di andare a dormire, non come noi che notoriamente invece, come dire, uno spuntino leggerissimo. Noi in particolare. Appunto, vabbè, e si ammalavano spesso perché no, allora a parte gli scherzi, come facciamo noi a sapere in che posizione dormivano nel Medioevo? Questa è una cosa che vale la pena di dire. Lo sappiamo grazie all'iconografia, cioè alle immagini. È esclusivamente grazie alle immagini che noi abbiamo un sacco di informazioni su come erano fatti i letti nel Medioevo e su come dormiva la gente. Miniature, affreschi, c'è un'infinità di immagini. Nei trattati di medicina medievali tu hai sempre l'immagine del malato a letto, moribondo. Poi ci sono tutti gli affreschi, la natività della Vergine, insomma abbiamo infinite immagini su come erano fatti i letti medievali e come stava la gente. Non è che stessero proprio parzialmente seduti, in realtà. Avevano grossi cuscini, quello sì, i cuscini erano abbondanti, spesso erano dei cuscinetti appoggiati sul grande cuscino a rullo. Non so se tu ti ricordi quando in Francia, tanti anni fa, negli alberghi i cuscini erano ancora sempre così, un rotolo praticamente, no? Scomodissimo, devo dire. Adesso mi pare che anche in Francia sia praticamente sparita questa cosa, ma 40-50 anni fa era così invece, il cuscino era sempre un rullo. E questo si vede molto bene nell'iconografia medievale, no? Il rullo, e ci accumuli sopra degli altri cuscini, ti ci adagi, questo indubbiamente, con la testa un po' sollevata, ma direi che assolutamente non stavano semiseduti, nelle immagini non viene fuori questo. I letti erano più corti semplicemente perché la gente era mediamente un po' più bassa, e del resto hanno continuato a essere più corti anche i nostri letti, appunto nelle case di campagna, ancora adesso in genere nelle case di campagna, se sono i letti dei nonni, noi li troviamo un po' corti. Un'altra cosa che si vede bene dalle immagini, così sistematica che è difficile metterla in discussione anche se sembra strana, è che dormivano nudi. Col berretto da notte perché la testa sta fuori, ma dormivano nudi. Sembra indiscutibile in qualunque tipo di immagine che raffiguri una persona del Medioevo a letto, si vedono il collo e le spalle nudi, non hanno la camicia da notte. Questo è un po' strano visto che appunto d'inverno faceva freddo, più che non da noi, però di solito si dà per scontato che sia proprio così. Sono quelle abitudini che forse fanno parte proprio, come dire, dell'antropologia di una società, no? Così come oggi sembrerebbe ridicolo anche mettere la camicia da notte per un maschio, e neanche le donne credo lo facciano più, ma sicuro non gli uomini. E invece fino alla seconda guerra mondiale anche gli uomini mettevano la camicia da notte, naturalmente, no? E invece nel Medioevo era normale andare nudi. Poi quando si ragiona di queste cose ci sono sempre quelli che vogliono razionalizzare, no? E che dicono sì, ma è perché gli abiti c'erano i pidocchi, i parassiti, e allora te li toglievi per andare a dormire. A me, come dire, sembra un po' una cosa dubbia, anche perché questa cosa di dormire nudi dopo la fine del Medioevo sparisce.
Nel 600 e nel 700 non si dormiva più nudi, si dormiva anzi abbastanza vestiti. È vero che quella è un'epoca ancora più fredda in media, però insomma d'estate non faceva freddo neanche nel 600. E i pidocchi c'erano invece, pidocchi e pulci c'erano in abbondanza anche nell'età moderna, e però a nessuno veniva in mente di spogliarsi nudi per sconfiggere questa piaga, ecco, quindi io non credo che il motivo sia quello. E dopodiché, visto che Paolo chiedeva, diciamo, più in generale informazioni su come si dormiva nel Medioevo, c'è una cosa che si può dire ed è questa. È uscito di recente una teoria di qualcuno che dice nel Medioevo in realtà non si passava tutta la notte addormendo, ma c'era il primo sonno e il secondo sonno. Il bifasico, ne abbiamo parlato in una puntata. Infatti ne abbiamo già parlato e lo ricordiamo qui perché è in tema e come ho detto allora devo dire che appunto io non ci credo mica tanto a questo fatto che fosse proprio una cosa strutturale, ma era dovuta al fatto che si andava a dormire presto, naturalmente, quando era buio. Anche adesso devo dire che alle 6 del pomeriggio in pieno inverno a me certe volte viene già voglia di andare a dormire e quindi a quel punto poi ti svegli e ci metti un po' di addormentarti, ma non era una differenza strutturale rispetto alle nostre abitudini, come invece è questo fatto dell'andare a dormire nudi ma col berretto da notte. E comunque a riprova del fatto che io ho visto il Medioevo e forse vivo ancora un po' nel Medioevo, conosco uomini che ancora oggi mettono la camicia da notte. Ah beh, questo non lo sapevo, no? Credevo fosse il berretto da notte. Io devo dire che in certe notti d'inverno particolarmente fredde un berretto da notte me lo tengo vicino al letto. Sta diventando una specie di confessione, mamma mia, speriamo di capire quando è meglio fermarci. Comunque, alcuni mesi fa è arrivata una domanda che avevo tenuto, in sospeso in attesa di una puntata che si prestasse. È quella di Flavio da Caravate Varese, che è, diciamo, una curiosità a dir poco bizzarra. Leggo: gentile professore, mi ha sempre incuriosito questo fatto ad un primo esame marginale ma forse importante, perché ha cambiato la vita dei nostri antenati e di conseguenza la nostra. Il tavolo. Egiziani, greci, romani non lo usavano per mangiare e forse neanche per scrivere. Tuttora molte popolazioni non lo usano. Americani e i nostri giovani invece trovano rivoluzionario il mangiare sul divano. Quando prese piede l'uso del tavolo per mangiare e perché? Allora, come al solito dire perché è successa una cosa, che è la grande curiosità sempre di tutti, ed invece è la cosa più difficile dire perché. Anche perché eviteremo la risposta che a noi verrebbe in mente, e cioè finalmente i romani si sono accorti che mangiare sdraiati sul triclinio è una cosa scomodissima, ma in realtà è chiaro che non è così. Loro questa cosa per noi inconcepibile di mangiare sdraiati la trovavano normale invece. E quindi perché sia cambiato non lo sappiamo. Sappiamo però abbastanza bene quando è cambiato, cioè proprio tra la fine dell'antichità e l'inizio del Medioevo. E lo sappiamo, anche in questo caso le informazioni che abbiamo da dove vengono? Vengono dalle immagini. Noi abbiamo un'infinità di immagini tra la fine dell'antichità e poi per tutto il Medioevo e l'età moderna di gente che mangia. Stavo per dire di gente a tavola, ma qui dobbiamo essere più precisi invece. Di gente che mangia. Naturalmente l'unico motivo per cui abbiamo un'infinità di immagini di gente che mangia è che ci sono le raffigurazioni dell'ultima cena. Tutte le immagini che noi abbiamo per sapere come si mangiava nel VI secolo d.C. derivano dal fatto che c'è qualcuno che ha voluto raffigurare l'ultima cena. E allora lì si vede bene, e lo potete verificare, si trova tutto naturalmente su internet. C'è un mosaico di Ravenna, in Sant'Apollinare Nuovo, VI secolo, e lì si vede benissimo che Gesù e gli apostoli sono sdraiati, alla moda antica ancora. E sempre nel VI secolo c'è un codice calabrese, bellissimo, il Codex Purpureus di Rossano Calabro, e anche lì è un triclinio romano, sono tutti sdraiati. Ma già nel secolo successivo, invece, Gesù e gli apostoli sono seduti a tavola. La raffigurazione più antica che ricordo io è un manoscritto circa dell'anno 600 che sta a Cambridge, e lì c'è la tavola rotonda e dietro questa tavola non si capisce su cosa sono seduti, probabilmente su panche, ma comunque è chiarissimo che sono dritti e seduti. Quindi il cambiamento è avvenuto tra la caduta dell'impero romano e le invasioni barbariche e l'inizio del Medioevo. VI-VII secolo si smette di stare sdraiati, ci si siede. Intendiamoci, mi rivolgo a Flavio, non vuol dire che allora hanno inventato il tavolo, perché anche gli antichi romani che mangiavano sdraiati però le vivande le mettevano su un tavolo. I letti erano tutti intorno a questo tavolo dove la gente arrivava con le braccia per poter pescare. Quindi il tavolo c'era. La grande innovazione è l'idea di sedersi.
appunto intorno a questo tavolo. Aggiungerei ancora una cosa, che mentre per noi il tavolo è ovviamente un mobile ben strutturato con le sue gambe, e i tavoli dei triclini antichi erano così, invece nel Medioevo abitualmente il tavolo è una cosa che si smonta. Il tavolo si appoggia su cavalletti e quindi non c'è una sala da pranzo dedicata apposta a quello, lo si può mettere dove si vuole. Quando bisogna apparecchiare si mette tavola, che una volta voleva dire letteralmente andare a prendere i cavalletti e la plancia e mettere il tavolo. Noi non lo facciamo più, però l'espressione mettiamo tavola, metti tavola, continuiamo a usarla. C'è poi una domanda di Matteo da Reggio Emilia che fa l'imbianchino e scrive: vorrei sapere dal professore qualche fatto storico sui mestieri artigiani come appunto imbianchino, idraulico e elettricista. Quando e come si sono sviluppati? La manutenzione di una casa nelle varie epoche storiche, come funzionava prima dell'arrivo di questi mestieri? In realtà questi mestieri ci sono sempre stati nella misura del necessario a seconda dell'epoca. Quello che voglio dire è che ovviamente appunto fino al fine dell'Ottocento non c'era bisogno dell'idraulico e non c'era bisogno dell'elettricista, però c'era bisogno dell'imbianchino, e quindi l'imbianchino e il fabbricante di pavimenti, quelli erano mestieri che sono sempre esistiti. Siccome il nostro amico Matteo appunto è un imbianchino, la cosa che vale la pena anche di dire è che mentre il mestiere dell'imbianchino c'è sempre stato, la parola imbianchino è abbastanza recente. Può sembrare strano perché almeno a me evoca una cosa, anche la parola imbianchino, no? Può sembrare addirittura un po' arcaica. Invece in realtà in italiano per moltissimo tempo si è detto imbiancatore. E la parola imbiancatore è attestata fin dal Medioevo. E invece imbianchino era la forma dialettale toscana, che solo nell'Ottocento ha cominciato a diffondersi, e sai, l'Ottocento è l'epoca in cui anche Manzoni va a risciacquare i panni in Arno, e quindi gli italiani colti imparano che bisogna seguire le mode fiorentine nel parlare. E allora una parola che era esclusivamente fiorentina, imbianchino, diventa italiana, e questo ce lo potrebbe confermare Matteo. La parola imbiancatore è completamente svanita invece, almeno credo, ecco. Tempo scaduto. Ebbene, allora grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, a presto! Un consiglio in conclusione di questa puntata: dare un'occhiata a una celebre serie britannica di Channel 4, se non ricordo male, che oramai ha compiuto 25 anni e che si chiama The 1900 House. Un format televisivo di, si dice così, living history, in cui alcune famiglie di oggi vengono riportate indietro di un secolo e costrette, si fa per dire, a sperimentare come si viveva a quei tempi. I video si trovano facilmente online ed alcuni sono molto divertenti. È fantastico, questo non lo sapevo neanch'io, ma andrò a vederlo. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345 09 83 998. E attenzione, da adesso in poi saremo felici di ricevere anche i vostri videomessaggi, in qualsiasi formato vorrete inviarceli. A presto!